questa diffusione del rosario, che cambierà tantissimi giovani, cambierà la Sardegna. La fiducia è proprio nella preghiera. A Fatima la Madonna è venuta come una mamma che vede la famiglia che soffre, i figli che soffrono. La Madonna vede che i figli sono lontani, soprattutto i giovani. E allora la Madonna indica anche in questo momento, a te che stai guardando e ascoltando, indica il mezzo per liberarti da questa vita appiattita, più che vita, scusa il termine, vegetale. Tu hai tante energie, tante qualità, non puoi sprecarti, non puoi perdere così tutta la vita, inutilmente, senza un obiettivo, appiattito completamente. Ecco, la Madonna ti dà il dono di vivere pienamente la tua esistenza, di fare qualcosa di bello, qualcosa di grande. C'è nel nostro cuore, diceva Sant'Agostino, un senso di vuoto. Dio ci ha fatto per Lui, il nostro cuore è inquieto, è vuoto finché non riposa in Lui. Ecco, se vuoi liberarti da questo senso di vuoto, di finitezza, riprendi, come diceva la Madonna Fatima, la tua vita cristiana, forse dal tempo della crisi, che hai dimenticato Gesù, ma Gesù non ti ha dimenticato, Gesù ti ama, in questo momento parla al tuo cuore. Il mezzo per ottenere il tuo cambiamento è proprio il rosario. Ecco, questo nostro carissimo amico ha a disposizione il rosario e lui te lo dà volentieri, perché proprio attraverso il rosario tu cambierai. Non hai bisogno di sentire soltanto testimonianze, sarai tu stessa d'accordo. Ti garantisco che le prime volte il rosario lo troverai pesantissimo, ma quando lo usi, e non aspettando all'ultimo momento della giornata dillo, quando tu lo usi e parli alla Madonna, pensa, tu entri direttamente in collegamento con la Madonna, tu parli alla Madonna, la Madonna ti ascolta, la Madonna ha un progetto su di te e ti chiama in questo momento a realizzare questo progetto, a liberarti da tutto il tuo passato. La Madonna Fatima parla del rosario e di vita nuova, di conversione, e con la Madonna ti dà questo dono di una vita nuova e la scoperta del rosario. Forse non ci incontreremo mai su questa terra, ma certamente, guarda, alla fine della nostra esistenza, io sono molto più anziano di te, alla fine della nostra esistenza ci incontreremo lassù. Una cosa, ti aspetto, guarda, ti auguro una vita lunga, ma cosa vuoi? Tutti arriveremo al traguardo, il nome brutto si chiama morte. Tutti arriviamo, anche tu non ci pensi mai, tu che hai tanta energia, tanta vitalità, cosa vuoi a quel traguardo? Arriveremo, anche se io ti auguro una vita lunghissima, arriveremo, io ti aspetto lassù, ti abbraccio con affetto, anche se non ti conosco, perché certamente questa nostra conversazione ha parlato al tuo cuore, cioè, per essere più esatto, la Madonna ha parlato al tuo cuore. E non essere sordo come l'hai fatto già in passato. Sii disponibile, apri il tuo cuore alla Madonna. Il cuore della Madonna, il cuore di una mamma, madre di Dio, opererà su di te. Arrivederci.